Buongiorno a tutti e buona domenica dallo chef Andrea Finocchiaro. Oggi per la rubrica Sapori e Tradizione presenteremo la ricetta timballo di couscous alla vegetariana. Ingredienti per 4 persone: 300 g di couscous, una zucchina, un pomodoro, 50 g di olive nere, curry, pepe nero, sale e olio extravergine d'oliva. Aggiungiamo all'interno di una taglietta il nostro couscous, addizioniamo al suo interno della polvere di curry, mescoliamo leggermente con una forchetta o con un cucchiaio in modo da distribuire per bene il curry e versare all'interno lo stesso quantitativo di acqua tanto quanto couscous. L'acqua deve essere calda e salata. Possiamo volendo utilizzare anche del brodo vegetale. Aggiungiamo all'interno, mescoliamo rapidamente e facciamo riposare per circa 20 minuti. Tagliare in piccoli cubetti il nostro pomodoro e stessa cosa facciamo con la nostra zucchina. Prima tagliamole in piccole fettine, dopodiché in piccoli cubettini. Più piccoli vengono, meglio sarà il risultato. Aggiungiamo anche all'interno le nostre olive taggiasche, tagliate a pezzettini piccoli, magari in 4, fino ad ottenere questo condimento variopinto e colorato. Dopo aver fatto riposare il nostro couscous, iniziamo a sgranare con la nostra forchetta fino ad ottenerlo completamente con i chicchi uno staccato dall'altro. Aggiungiamo infine un filo d'olio d'oliva e trasferiamo il tutto in una bacinella. Aggiungiamo all'interno il nostro composto di verdure, aggiungiamo un pizzico di pepe nero e un filo di olio extravergine d'oliva, gustare di sale e mescolare. Procediamo adesso ad impiattare il tutto. Con l'aiuto di un contenitore o uno stampino mettiamo all'interno il nostro couscous, facciamo una leggera pressione in questa maniera, dopodiché possiamo sfornarlo all'interno del nostro piatto. Aggiungiamo una fogliolina di basilico per decorare del curry in polvere e per completare un filo di olio extravergine d'oliva. Il piatto è servito.